l'arrivo in Italia della salma di Gloria De Lazzari, la 45enne di Roncade uccisa a Manchester. Lo strazio della mamma Daniela ai nostri microfoni. Ho paura di crollare il giorno del funerale, statemi vicino. Tante ancora le domande senza risposta. E l'addio straziante al bimbo di 18 mesi, morto travolto dall'auto guidata dalla nonna in centinaia per i funerali. A Zero Branco, lettera delle maestre del nido, è stato un dono conoscerti. Tragico l'epilogo delle ricerche dell'escursionista trevigiano di cui non si avevano notizie da ieri. Il 74enne è stato trovato morto in fondo al bus del Busone a pochi chilometri da Belluno. Allerta Maranza a Roncade, dove un nuovo sabato decisamente sopra le righe, scagliata in strada anche una bottiglia di liquore poco prima che passasse un'auto, ombrelloni di un locale nel Musestre. Caldo intenso, la protezione civile regionale dichiara l'allerta gialla per oggi e domani. Consorzi di bonifica in allarme per la prolungata siccità portata dei fiumi in drastico calo. E si allarga il caso del gasolio sporco che dopo il rifornimento causa danni ingenti ai motori delle auto. Segnalazioni anche da Venezia e Udine. A Segusino, macchina rimane in panne in galleria. Parla il vigile del fuoco trevigiano che ha fatto parte del team europeo di protezione civile nel disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela. A lui anche il riconoscimento di eroe. Presentata oggi la rinata festa dei Buranelli, si svolgerà dal 16 al 18 luglio. Feste che devono invitare i trevigiani a riprendersi la città in sicurezza. In autunno toccherà a Via Roma. 110 anni e una lucidità che sorprende. Alla Mon oggi la festa è tutta per Luigia Maria Cavallari, la seconda persona più anziana del Veneto. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso. La cronaca adesso con l'arrivo imminente, il rientro imminente in Italia della salma della 45enne di Roncade, uccisa a Manchester. Ai nostri microfoni ha parlato la mamma. Nel frattempo sono ancora tante le domande, gli interrogativi irrisolti. Mi manca molto la figlia. Povera. È stato un colpo che mi ha gradito. Perché l'ha uccisa? Perché una che andava a lavorare, povera. Non passa giorno, ora, minuto che la signora Daniela non si chieda il perché della morte di sua figlia Gloria De Lazzari, la 45enne massacrata in un sobborgo di Manchester il 19 gennaio scorso. Per il presunto killer, il 33enne James Morton, il processo inizierà il 21 agosto con una seconda udienza già programmata per l'inizio di febbraio 2027. Intanto le domande diventano macini nell'attesa dell'arrivo della salma in Italia. Nella sua Roncade, rientro più volte rinviato e ora dato per imminente, un'attesa che per mamma Daniela si fa snervante. Mi sento da morire, non ho più fiato, la gente mi porta via per straviarmi, ma io piango sempre. Sono senza niente, senza marito, la figlia che l'hanno uccisa, il figlio che è disabile, poveretto. È dura. È peggio di dura. Era tutto per me la Gloria, anche se era distante, almeno mi salutava, mi domandava mamma, com'è mamma, quando trovava mio fratello voglio sentirlo. Adesso sono andata sabato, fresca, e mi ha detto la Gloria sta lavorando, amore, ma hai capito? Una volta rientrata la salma, salvo ulteriori imprevisti, i funerali si potrebbero tenere già nel fine settimana. Qua a Musestre, dopo verrà tumulato a San Cipriano, qua. Non può neanche cremarla, so io perché. A Musestre, nella casa dove fino a qualche anno fa Gloria viveva con la mamma, i minuti si dilatano trasformando il vuoto in un baratro. D'angoscia vivo. D'angoscia proprio, anche la parola è giusta. Penso il giorno del funerale, non lo so come reagisco, non reagisco. Io ho detto ai miei amici statemi vicino perché non lo so. E oggi è stato il giorno dell'addio straziante al piccolo Simone, morto travolto dall'auto guidata dalla nonna in centinaia a Sant'Alberto di Zero Branco. Per i funerali, con la lettera delle maestre del nido, è stato un dono conoscerti.
Bastava incrociare il tuo sguardo per ricevere uno dei tuoi sorrisi dolcissimi, un sorriso che sembrava dire «che bello vederti» e che riusciva a riempire il cuore di gioia e serenità. È stato un dono immenso conoscerti, stringere la tua manina e accompagnare i tuoi piccoli passi. Sono i ricordi semplici e delicati delle maestre d'asilo ad accompagnare il piccolo Simone Chelaru nel giorno dell'addio, dentro e fuori la chiesa di Sant'Alberto a Zerobranco, dove un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del bimbo, morto a solo 1 anno e 10 mesi dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna, ora indagata per omicidio colposo nel cortile di casa in via Tiveron. Nonna Valentina, che straziata dal dolore ha assistito alle esequie officiate in rito ortodosso accanto ai genitori Olga e Yurie, all'altra figlioletta Sofia, ai parenti, agli amici, ai vicini di casa, un lutto composto e profondo il loro, segno di una famiglia che rimane unita anche in questi momenti bui. Torna il giorno del battesimo l'officiante, padre Marius Kociorva. E auguravo per lui una vita lunga, felice. Speravo di vederlo sempre crescere, diventare grande, però ecco questo dramma che è molto pesante. Difficile trovare consolazione, afferma padre Marius, se non nella fede, ma soprattutto nell'amore. Perché l'amore, cari fratelli cristiani, non è, come dicono alcuni, un tipo di sentimento umano. L'amore è terapeutico, l'amore è terapia. Quello di Simone di certo era un amore semplice ma potente che ha riunito centinaia di persone che poi in corteo lo hanno accompagnato al vicino cimitero. Il tuo sorriso, i tuoi giochi, le tue conquiste e la tua infinita dolcezza resteranno per sempre custoditi tra le mura del nostro nido e dei nostri cuori. Buon viaggio, piccolo grande angelo, continua a splendere, sorridere e giocare tra le nuvole. Riposerà vicino alla sua famiglia Simone e a quei tanti amici che lo hanno salutato lanciando in aria dei palloncini bianchi e azzurri. Voltiamo pagina, andiamo a Roncade, allerta Maranza dopo un nuovo sabato decisamente sopra le righe per un gruppo di giovanissimi. Una bottiglia di Jack Daniel l'hanno lanciata in mezzo alla strada con una violenza piuttosto impattante, hanno fatto arrivare la bottiglia fino appunto dall'altra parte, poi hanno lanciato un bicchiere, poi saltavano sopra i tavoli e addirittura di là hanno buttato un ombrellone in acqua dentro il fiume di un altro locale, 2 tavoli, insomma è una situazione abbastanza pesante. Sono sequenze di un sabato sera decisamente sopra le righe, quelle che arrivano da via Roma, pieno centro di Roncade, dove un gruppo di giovanissimi ha dato il peggio di sé, complice forse i fumi dell'alcol. Le bottiglie in strada solo per caso non colpiscono delle auto in transito. 5 secondi dopo, ma con una violenza proprio... È andata molto bene, sì, è andata molto bene, io ero seduto al bar di là, se avessero lanciato magari 5 metri più a destra magari mi sarebbe arrivata addosso. Alcuni dei giovanissimi sono seduti ai tavolini del bar ai Portici, chiuso a quell'ora, non è neanche mezzanotte, l'intervento del titolare è immediato. Si prendono le sedie, cominciano ad aprirsi bottiglie, a fumare, spengono le sigarette sopra i tavoli, fanno un po' di confusione, un po' di parapiglia e poi appunto non sistemano le cose. Diciamo che è da un mesetto a questa parte che sta cominciando a, come si può dire, a crearsi queste situazioni non solo nel mio locale ma in tutti i locali qui a Roncade. Lo stesso Florian li ha affrontati, ma uno solo ha rimesso a posto una sedia, per il resto sembra prevalere la logica del gruppo. Avranno 13-15 anni, non gli do più anni e appunto non capisco neanche io, anche i genitori stessi, come facciano a lasciarli andare in giro così. Episodi che non vanno sottovalutati. Dino Lorenzon è una delle memorie storiche di via Roma. Tutte le sere faccio i miei soliti 4 passi, però da un po' di tempo esco con un bel bastone, però alla mia età anche il bastone serve poco. Roncade è un paese tranquillissimo, però queste cose sono avvisaglie che sono da prendere in considerazione.
Stava operando all'ospedale San Camillo di Treviso quando a un tratto si è accasciato a terra perdendo i sensi. È grave Vito Denetto, 54enne di Loria, chirurgo di chirurgia generale, colto da un malore improvviso. È accaduto questa mattina. Gli infermieri che stavano assistendo il medico nell'operazione, vedendolo perdere i sensi, gli hanno prestato le prime cure, dato l'allarme al 118. Denetto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello, dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva e per lui la prognosi è riservata. 2 rapine in 2 giorni. I carabinieri di Mogliano hanno arrestato 2 tunisini. Il 26enne è stato fermato nei giorni scorsi, il 20enne invece ricercato, è stato catturato ieri. Sono ritenuti responsabili di almeno 2 rapine violente avvenute a fine giugno a Mogliano Veneto. Si tratta di 2 cittadini tunisini, entrambi senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia. Il 26enne era stato fermato nei giorni scorsi e condotto nel carcere di Santabona a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il più giovane, 20 anni, è stato rintracciato alcune ore fa a Mestre ed arrestato. Entrambi dovranno rispondere dei reati di rapina in concorso e lesioni. Il primo grave episodio è accaduto nella notte del 25 giugno scorso. I 2 tunisini avrebbero aggredito senza apparente motivo un cuoco bengalese di 23 anni. La vittima, colpita violentemente al volto con una bottiglia, sarebbe stata derubata di 2 telefoni cellulari della somma di 50 euro. Ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni. Anche un 63enne, nel tentativo di intervenire in aiuto, è stato colpito a sua volta. Per lui la prognosi è di 10 giorni. Il giorno successivo si è verificata un'altra rapina. I 2 tunisini avrebbero preso di mira un cittadino moldavo di 25 anni. Dopo essere stato colpito con alcune pietre e fatto cadere a terra, sarebbe stato ripetutamente preso a calci e pugni per impedirne la reazione e sottrargli 2 telefoni cellulari e la somma di 500 euro in contanti custodita nel portafoglio. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei 2 indagati. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti stamattina poco prima delle 9 in via Postioma a Istrana per un furgone che è finito contro un palo della luce in cemento, ribaltandosi poi nel fossato. Il guidatore nell'impatto è rimasto incastrato. A estrarlo ci hanno pensato proprio i vigili del fuoco, che hanno liberato il conducente, bloccato tra le lamiere, consegnandolo ai sanitari del 118. Poi hanno messo in sicurezza il palo dell'Enel sul posto, oltre all'Eli Soccorso, anche polizia locale e dipendenti dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica. E si allarga a macchia d'olio il caso del gasolio sporco che dopo il rifornimento causa danni ingenti ai motori delle auto, come quella rimasta in panne in galleria, pericolosissimo, lo sappiamo, a Segusino. Un'auto che si spegne all'improvviso nel cuore della galleria di Segusino è l'ultimo e più preoccupante episodio di quella che oramai sembra essere un'emergenza legata al gasolio contaminato. Dopo i primi 4 casi denunciati la scorsa settimana da Adiconsum, 3 rifornimenti effettuati nel Bellunese e 1 nel Trevigiano, le segnalazioni continuano ad aumentare. Pesanti i danni ai motori delle auto, dai 3 ai 4.000 euro ad ogni intervento. Negli ultimi giorni l'Associazione dei Consumatori ha raccolto altri 4 casi documentati. Oltre alle province di Belluno e Treviso, ora risultano coinvolte anche Venezia e Udine. Questa mattina sono arrivate 7 segnalazioni di rifornimenti fatti a Belluno, fatti a Trichiana, fatti a Mestre, fatti a Montebelluna, fatti a Sappada, fatti persino in Val di Fassa, tutti accomunati dal fatto di essere approvvigionamenti di gasolio che hanno bloccato il motore della macchina. Tra gli episodi segnalati un rifornimento sul terraglio a Mestre con l'auto finita in panne e un altro a Sappada. Secondo le diagnosi dei meccanici, in tutti i veicoli sono stati trovati acqua e agenti contaminanti nel filtro del carburante, ma nel caso dell'auto rimasta bloccata nella galleria di Segusino sarebbero state rilevate perfino alghe all'interno del circuito del gasolio. Il problema è molto diffuso. Vi sono problemi nella catena di approvvigionamento del gasolio che si riverberano poi sui distributori, sulle pompe e alla fine sul consumatore. Un elemento che secondo Adiconsum conferma come il problema non riguardi un singolo distributore. Le verifiche effettuate dall'associazione indicano infatti il coinvolgimento di impianti appartenenti a marchi diversi, dalle pompe bianche ai grandi operatori internazionali. L'associazione ha già attivato il proprio ufficio legale per assistere gli automobilisti danneggiati, ma ora chiede un confronto urgente con le associazioni di categoria del settore. È importante chiaramente avere
copia dello scontrino del pieno, copia della diagnosi del motore, copia di eventuali preventivi e presentarli presso la nostra associazione. La cosa importante che noi chiediamo per la sicurezza dei cittadini e per la sicurezza dei consumatori è un tavolo di confronto con le associazioni che rappresentano i distributori per capire dove il problema è nato, per capire come risolverlo e soprattutto per capire come venire incontro ai consumatori che si sono trovati con danni notevolissimi, ma anche come risolvere il problema di sicurezza che deriva da questi problemi sulla filiera di distribuzione del carburante. La spinta provocata con tutta probabilità da un albero del parco ha causato il crollo in mattinata di circa 3 metri del muro di cinta della cinquecentesca Villa Cornè della Regina a Cavasagra di Vedelago. Un cumulo di mattoni si è dunque rovesciato in strada senza che fortunatamente venisse coinvolto nessuno. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata e messo in sicurezza il muro. Non solo il comune ma anche la sovrintendenza sono stati subito informati dell'episodio così da avviare al più presto l'intervento di ripristino. Il centro funzionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato ancora una volta l'allerta gialla, la fase di attenzione per ondate di calore e condizioni di disagio fisico intenso su tutto il territorio, valevole per oggi e per domani. La tendenza sarà di tempo instabile con rovesci e temporali, dapprima su zone montane e pedemontane, in parziale estensione alla pianura tra mercoledì sera e giovedì mattina. Disagio fisico in aumento mercoledì, stazionario in lieve attenuazione giovedì, attenzione quindi al gran caldo con parecchi bollini rossi. E il Veneto sta attraversando, neanche a dirlo, una prolungata fase di siccità ritenuta straordinaria, con la portata dei fiumi diminuita anche del 70%. I consorzi hanno già iniziato non un vero e proprio razionamento, ma a lanciare degli appelli per gli utilizzi rigorosi e rispettosi della risorsa. La risorsa acqua sta diventando un bene sempre più prezioso da utilizzare in maniera mirata e senza sprechi. Dall'ottobre del 2025 al giugno del 2026 in Veneto è piovuto il 26% in meno del normale. Intervistato a Ring da Ferdinando Avarino, il presidente di Ambiveneto Alex Valentini analizza conseguenze e prospettive della straordinaria siccità che sta colpendo la regione. Possiamo resistere poco, riescono a resistere dove ci sono stati degli interventi di infrastruttura della rete per la distribuzione e quindi con minori quantità di acqua si riesce a razionalizzarla e soddisfare quelle che è l'esigenza delle culture. La situazione del Po è preoccupante. Secondo i dati ANBI, nel mese di giugno la sua portata, cioè la quantità di metri cubi d'acqua che lo attraversa al secondo a Ponte Lago Scuro, è diminuita del 70% rispetto alla media storica. Il cuneo salino, cioè l'acqua che entra dal mare perché non c'è più la pressione del fiume, è risalita di quasi 30 chilometri. Adige, Tagliamento, Sile, Brenta e Piave non stanno meglio. L'Adige, che forse era quello che era più in uno stato di salute, la portata Boara-Pisani, quindi nel Polesine, è scesa a circa 65 metri cubi al secondo e anche qui quindi la risalita del cuneo salino comincia a farsi sentire, bloccando quelli che sono i prelevi per irrigazione, ma ricordiamo che da questa dipende anche le derivazioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'idrico e quindi per l'utilizzo umano. Situazioni del genere non appaiono più destinate a rappresentare un'eccezione, così come una meteorologia che vive di periodi di scarse precipitazioni alternati a forti rovesci temporaleschi. Le nostre strutture dovranno adeguarsi a questa realtà. La rete che oggi esiste, non ha la grande capacità di gestire tanta acqua che scende dal cielo. Quell'acqua dovremo contenerla, riuscire ad immagazzinarla per affrontare situazioni di grave siccità in futuro. Lorenzo Lambrocco, vigile del fuoco trevigiano, ha fatto parte del team europeo di protezione civile nel disastroso terremoto del Venezuela, ottenendo il riconoscimento di eroe del paese. Nel momento in cui andavamo ad effettuare l'attività di sopralluogo e di censimento dei danni come EUCP Team, come modulo europeo, mi sono incontrato con una famiglia che, ahimè, aveva perso tutto, aveva perso l'abitazione, e nel momento in cui stavamo effettuando l'attività di censimento dei danni, questa donna,
con le lacrime agli occhi ci ha offerto del cibo che lei stessa aveva acquistato. Abbiamo declinato in maniera molto rispettosa, ma la signora con le lacrime agli occhi ci ha guardato e ci ha detto: ti prego, accettalo. E questo rappresenta proprio la dignità e il senso di appartenenza della comunità, del popolo venezuelano, che nonostante il dramma e la tragedia che sta vivendo non ha mai perso il senso di appartenenza, di dignità e di orgoglio nazionale. L'ingegnere strutturista Lorenzo Lambrocco è stato in missione per quasi 10 giorni alla Guaira, in Venezuela, parte di un team di 11 ingegneri inviati dal sistema di protezione civile europeo. Il suo compito era quello di organizzare e coordinare team locali ed internazionali per la verifica strutturale degli edifici colpiti dal sisma. Non era dunque parte del team che lavorava tra le macerie, ma la signora che ormai senza più nulla gli offriva del cibo, gli rimarrà dentro a lungo. Come modulo europeo abbiamo effettuato attività di censimento di danni per garantire, per dare la possibilità alle persone di rientrare nel più breve tempo possibile all'interno delle proprie abitazioni. Il censimento ha evidenziato un massiccio numero di edifici non fruibili, quindi classificati con il simbolo rosso. Durante le operazioni il team, insignito anche del titolo di eroe del Venezuela da parte della presidente del paese, Delcy Rodriguez, ha riscontrato che più dell'80% degli edifici colpiti dal sisma non sarebbero più stati utilizzabili. Un dramma che ha richiesto anche un supporto psicologico suggerito proprio da Lambrocco. Questo sisma ritengo che tutte le persone che l'hanno vissuto in prima linea se lo porteranno dietro tutta la vita, perché la gestione emotiva di una tragedia di tali dimensioni è molto complicata e la perdita delle abitazioni, la perdita delle proprie certezze, delle proprie sicurezze poi fanno sì che la gestione e l'elaborazione di questo evento si prenda molto tempo, sia lunga. Ci fermiamo adesso per un rapido break, a tra poco. Ritorniamo in diretta da studio. Presentata oggi la rinata festa dei Buranelli. Siamo a Treviso, si svolgerà dal 16 al 18 di luglio con varie sfaccettature. Questi eventi, oltre che avere un'importanza da un punto di vista della tradizione culturale, hanno una grande importanza da un punto di vista anche della sicurezza, perché sono di fatto dei veri e propri presidi e l'obiettivo è quello di invitare la gente a riappropriarsi dei luoghi partecipando agli eventi. La rinata festa dei Buranelli, che si svolgerà da giovedì a sabato 18 luglio, non è solo la ripresa di una tradizione storica, ma anche un modo per ridare vitalità, presidio e sicurezza a quei luoghi che i trevigiani si devono riprendere. Dunque spazio alla musica, al cibo delle tradizioni, ai giochi di legno e alla festa di una piccola fetta di città, quella che nel Cinquecento divenne la casa dei mercanti di Burano, che qui vendevano il pesce e delle lavandaie del borgo. Promossa dalla rinata associazione Proloco Tarvisium e il sostegno di Banca Prealpi San Biagio, la festa prenderà il via con la cerimonia religiosa in onore della Madonna del Carmine presso il capitello di Piazza Rinaldi, a cura dei padri missionari del Pime. La celebrazione sarà accompagnata dall'arpa di Francesca Fiori e Giorgia Criveller dell'Associazione Musicale Manzato, in un momento che unirà spiritualità e musica nell'incantato scenario dei Buranelli. Questo è un grande impegno, devo dire che abbiamo dovuto anche imparare tante cose, in particolare tutta la parte burocratica che è veramente notevole, però è stato un buon lancio e una buona partenza che ci darà la possibilità di fare anche tante altre iniziative che, come avete sentito dal nostro sindaco, sono già in cantiere e abbiamo già fatto parecchie riunioni in tal senso. Saranno rilanciate infatti anche le feste del Goiosesso e quella del Radicchio, ma il sindaco prepara anche una 2 giorni in via Roma. Penso che tra settembre e ottobre riusciremo anche a portare avanti quella iniziativa di via Roma. Siamo partiti da Porta Venezia e adesso ci spostiamo verso il cuore della zona rossa, semplicemente per dimostrare che c'è tanta gente per bene che ci lavora, che ci vive e che ha voglia di normalità.
Lo sport, è iniziata ufficialmente la stagione 2026-2027 del Benetton Rugby. I Leoni si sono ritrovati oggi alla Ghirada per il primo raduno agli ordini del nuovo allenatore Wayne Pivac. Nelle prossime settimane la squadra sarà impegnata tra preparazione atletica, lavoro tecnico e prime amichevoli in vista dell'inizio della stagione. Nazionali che sono invece ancora impegnati con le rispettive rappresentative si uniranno al gruppo nel corso del mese. Per il presidente Antonio Pavanello si apre un nuovo ciclo costruito sulla continuità, sull'inserimento dei nuovi giocatori e sulla stretta collaborazione con i club del territorio per la crescita dei giovani talenti. Il grande successo ieri a San Cipriano di Roncade per il Vespa Incontro, giunto alla sua 19ª edizione, un evento cresciuto negli anni, diventato un vero e proprio raduno per tutti gli appassionati di Vespe, moto e scooter. 700 gli iscritti da tutto il nord-est, da Trieste a Mantova, una giornata tra motori, lotteria e musica, mobilitati tanti giovani e volontari. Per gli organizzatori il gruppo 100% San Sirano, una domenica da incorniciare in attesa del prossimo raduno, il 20°. All'evento hanno collaborato Proloco e Comune di Roncade. A proposito di eventi, vi ricordo già oggi l'appuntamento da non perdere sabato sera dalle 20:10, dopo i nostri telegiornali. Antenna 3 sarà in diretta per seguire la Notte dei Foghi con i collegamenti dei nostri inviati che racconteranno le emozioni di una serata magica. Parliamo ovviamente del Redentore, fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti col naso all'insù per circa 40 minuti. E quindi segnatevi questo appuntamento sabato sera dalle 20:10, la lunga diretta di Antenna 3 per la Notte del Redentore in diretta da Venezia. E adesso noi andiamo alle notizie dal Bellunese. La prima notizia investe in pieno anche il territorio trevigiano, perché si è conclusa tragicamente la ricerca dell'escursionista di Conegliano, di cui non si avevano notizie da ieri. Il 74enne è stato trovato morto in fondo al bus del Buson alle pendici del gruppo della Schiara, a pochi chilometri da Belluno. Un libro aperto in mezzo al sentiero che scende ripido fino al canyon del bus del Buson, alle pendici del gruppo della Schiara. È una traccia fatale, quella del vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortotta alla valle scavata dall'Ardo, che oggi scorre 150 metri più sotto. È lì che nel pomeriggio si sono perse le speranze di trovare in vita Gianpietro Frare, 74 anni ancora da compiere. Dell'uomo era stata denunciata la scomparsa domenica sera ai carabinieri di Conegliano dopo che i familiari allarmati non lo avevano più visto rientrare a casa. Domenica mattina una segnalazione arrivata al 118 che riferiva di aver udito attorno alle 8 reiterate richieste di aiuto aveva già mobilitato la macchina dei soccorsi, ma le ricognizioni effettuate da Falco 2 dall'elicottero dei vigili del fuoco, oltre che da terra, non avevano dato riscontro alcuno e in assenza di indizi la ricerca si era fermata. Attorno a 00:30 la denuncia di scomparsa di Gianpietro Frare, presentata dal figlio dell'uomo, ha rimesso in moto i soccorritori. Le ricerche sono riprese immediatamente. Dopo il ritrovamento dell'auto dell'uomo si sono concentrate nella zona fra Case Bortotte e Ponte Mariano. I soccorritori hanno ripassato al setaccio sentieri e troi anche con l'ausilio di droni e unità cinofile. Attorno alle 14:30 il corpo del 74enne è stato ritrovato in fondo al bus del Buson e si ipotizza che lì sia finito dopo essere ruzzolato per un'ottantina di metri seguendo la vecchia e ripida traccia che si dipana quasi parallela al nuovo sentiero. La salma, ottenuto il nulla osta della magistratura, verrà recuperata dai vigili del fuoco. Alle ricerche hanno partecipato una trentina di persone del Soccorso Alpino di Belluno, Feltre e Longarone, della Guardia di Finanza e della Polizia. A Borgo Valbelluna un 18enne è finito in carcere dopo aver violato più volte l'obbligo di dimora. Viola ripetutamente l'obbligo di dimora e finisce in carcere. È accaduto a un 18enne di nazionalità moldava residente a Borgo Valbelluna, arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Feltre in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Belluno su richiesta della Procura. Il giovane era già sottoposto all'obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne dopo un precedente arresto avvenuto a giugno per resistenza e lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo avrebbe però violato
violato più volte le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, allontanandosi dall'abitazione durante la notte e uscendo anche dal territorio consentito. L'episodio più grave risale al 4 luglio, quando il 18enne avrebbe raggiunto Feltre e all'interno di un bar minacciato clienti e gestori brandendo una roncola con una lama di 40 centimetri nascosta sotto gli abiti. Rintracciato poco dopo dai carabinieri, avrebbe reagito con calci, pugni e minacce di morte nei confronti dei militari. Venerdì scorso, al momento dell'esecuzione della nuova misura cautelare, il giovane avrebbe tentato nuovamente la fuga, opponendo resistenza e ferendo un carabiniere. Accompagnato nel carcere di Baldenic a Belluno, il 18enne è stato denunciato anche per quest'ultimo episodio. 110 anni, pensate, e una lucidità che davvero sorprende. Alla Mon oggi la festa è tutta per Luigia Maria Cavallari, la seconda persona più anziana del Veneto. Mangio polenta, mangio di tutto e digerisco. Mangia tutto ma mai fuori pasto, 2 sole volte all'ospedale, a ridosso dei 100 anni, quando mentre si prendeva cura dei fiori è scivolata e si è fratturata un femore. La seconda qualche settimana fa, mentre spazzava un terrazzino e la scopa si è impigliata, causandole la slogatura di un polso. I sanitari hanno strabuzzato gli occhi quando hanno letto la data di nascita di Luigia Maria Cavallari, 13 luglio 1916, e lei, col piglio che la contraddistingue salutandoli, ha detto: ci rivediamo tra 10 anni. Lo raccontano con orgoglio le sue figlie Paola e Maria Teresa, che fanno la spola tra la casa e il giardino, dove per i 110 anni della loro supermamma è stata organizzata una festa. Gli alpini hanno montato il tendone e predisposto le panche, c'è chi ha cucinato, chi ha decorato un vassoio in onore non solo di un compleanno, ma di una storia lunga 110 anni. Lei è nata in provincia di Piacenza. Alla Mon com'è che ci è arrivata? Mia madre è lamonese. Abitava in fondo alla strada qui, a sinistra l'ultima casa, questa stradetta qua. Poi ho i parenti, sono nata a Borgonuovo, Valtidone, provincia di Piacenza. I nonni avevo, ma il nonno non l'ho conosciuto, è morto giovane. Mia madre e mio padre è andato in guerra del 16. E mia madre è andata a partorire nel paese nativo di mio padre. Io sono nata a Borgonuovo. Luigia Maria Cavallari, per tutti semplicemente Maria, ha raggiunto un traguardo che in pochi possono raccontare. È la seconda persona più longeva del Veneto, ma basta fermarsi qualche minuto con lei per dimenticare subito la sua età. Attorno a lei l'affetto dei familiari, del paese e delle istituzioni. 2 baci da parte del sindaco, per gli auguri. Sì. Ah sì? Che io so che 110 o no? Il sindaco Davide Pante, accompagnato dal vice Gino Pante, hanno donato a Luigia Maria un libro che lei ha promesso di leggere subito e il gagliardetto ufficiale del comune. Da Palazzo Balbi è arrivato il messaggio del presidente Alberto Stefani, dalla Svizzera, dove la sua famiglia lavorò dopo la guerra, gli auguri del console. Il nostro paese di Lamon sarà l'aria, sarà la tranquillità, sarà una serie di fattori, insomma. È un paese di persone longeve, per cui ci aspettiamo altri record. Io all'inizio proprio non ci credevo, perché 110 anni è veramente una cosa unica, insomma, ma soprattutto anche la lucidità della signora. È stato bellissimo parlare con lei e farmi raccontare un po' tutta la sua storia, tutta la sua vicenda, che è una vicenda bellissima e anche molto profonda. Nata 110 anni fa, Maria ha attraversato oltre un secolo di storia, vedendo cambiare il mondo senza perdere quella semplicità che ancora oggi la rende speciale. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Adesso come sempre le previsioni del tempo, una buona serata, arrivederci.